Ciao ragazzi, eccolo il nostro magico torrone di ferro. Lo volete realizzare? Guardate questo video. Sigla. Ragazzi, come promesso, facciamo vedere in questo video la magica realizzazione del torrone di ferro napoletano, dei morti e delle festività natalizie. A differenza del torrone bianco che abbiamo fatto il video l'altra volta, questo torrone rimarrà roccia per mesi, mentre il torrone bianco, quello fatto con gli albumi e il miele, tende a chiagnere, diciamo a Napoli, tende a piangere, cioè nel senso che il miele tende più, siccome è ricco di miele, tende più a sciogliersi, quindi col passare dei mesi può essere che tende a farsi più morbido. Andiamo a vedere questa bellissima ricetta del torrone di ferro. Gli ingredienti sono 250 g di mandorle sgusciate, in questo caso, o altra frutta secca a nostro piacere, 250 g di zucchero semolato, un cucchiaino di succo di limone, una bustina di vanillina, 3-4 gocce di cannella liquida o un pizzico in polvere. Allora mettiamo le mandorle sgusciate, in questo caso, o altra frutta secca a vostro piacimento, a riscaldare sui 160-180 gradi, mentre mettiamo già lo zucchero semolato sul fuoco. Inseriamo anche il succo di limone, il cucchiaino di succo di limone, e iniziamo a girare lo zucchero con il succo di limone in modo omogeneo, in modo tale da evitare che lo zucchero si solidifichi, a qualche parte sì, a qualche parte no, che poi risultano delle piccole pietruzze, e in quel caso poi risulta faticoso, diciamo, schiacciarle man mano. Sicuramente verrà bene ugualmente, però diventerà faticoso schiacciarle. Aggiungiamo un cucchiaino di acqua normale dal rubinetto, acqua fresca, in modo tale da agevolare lo zucchero, come vi dicevo, insieme al limone. Il limone in questo caso ha la funzione di far rimanere bianco, cioè non proprio bianco, ma più bianco è possibile lo zucchero semolato, e non farlo diventare enormemente scuro, come può capitare senza succo di limone. Vediamo che l'acqua e il succo di limone fanno diventare lo zucchero più omogeneo. Continuiamo a girare a fiamma regolare, non a fiamma altissima, a una fiamma viva, vivace, ma non troppo forte. Adesso aggiungiamo la vanillina, le 3-4 gocce di cannella, che ho messe direttamente sul cucchiaino con l'acqua. Voi potete aggiungere anche benissimamente bacche di cannella, oppure la cannella in polvere, come vi ho detto negli ingredienti, nella ricetta, un pizzico di cannella. È molto, diciamo, facoltativo il gusto degli aromi, se piacciono più forti o meno forti. Io credo che un pizzico in questa quantità di cannella vada bene. Possiamo aggiungere anche un pizzico di pisto, quello che viene usato per il roccocò, che sono 3, 4, 5 aromi messi insieme. Va bene, poi vediamo che man mano che sta sul fuoco lo zucchero inizia a sciogliersi e a prendere quel colore bruno sul fondo della pentola. Noi giriamo sempre in modo tale da evitare che si cuoce ad una parte e ad altre parti rimane secco. Vedete che gli aromi iniziano a cacciare, come vi dicevo, il loro odore a contatto con il calore. In questo momento c'è quel famoso odore di torrone che troviamo in tutte le feste, anche per strada. Spettacolare praticamente questo odore, mi piace tantissimo.
Ecco lo zucchero come inizia questa fase di solidificazione iniziale e poi si va a sciogliere man mano sul fondo. Continuiamo a girare sempre, altrimenti lo zucchero a qualche parte addirittura inizia a bruciarsi e a prendere quel colore troppo scuro e risulterà anche amarognolo. Invece noi, come vedete nel video, vado sempre a dare una mano, ecco, prima questa solidificazione e poi ci sarà lo scioglimento man mano, vedete? Mi raccomando, monitorate sempre le mandorle che non siano completamente tostate. Vedete il fuoco com'è, la fiamma come deve essere. Monitorate sempre le mandorle. Ecco, a questo punto lo zucchero si sta man mano sciogliendo. Dobbiamo ringraziare in questo momento al cucchiaino di succo di limone se lo zucchero già non è diventato scuro, perché a questa gradazione, se non mettete il cucchiaino di succo di limone, sicuramente era molto più scuro. Ecco, a questo punto lo zucchero si sta imbrunendo, quindi andiamo a prendere già le mandorle. Se sono pronte prima le potete cacciare benissimamente prima, non aspettate, altrimenti si tostano troppo. Però l'importante è che non siano fredde al momento che le versiamo nella pentola con lo zucchero, altrimenti le mandorle fredde con lo zucchero caldo si va a creare uno shock termico e inizialmente si inizia a solidificare troppo presto lo zucchero e non abbiamo un torrone uniformemente mescolato tra zucchero e mandorle, ma rischiamo di fare un torrone che abbia da una parte lo zucchero e da una parte le mandorle. Ecco le mandorle ancora calde, lo zucchero è ben sciolto, più o meno stiamo sui 170-175, massimo 180 gradi, se volete misurare con un termometro. Io vado a occhio, ecco, vado a inserire le mandorle ancora calde. Come vi dicevo, le mandorle devono essere solo calde ma non tostate, e vado a girare continuamente fino a quando vedete che adesso in questo momento, quando andate a inserire le mandorle nello zucchero, spegniamo in questo momento la fiamma e lo zucchero continua a cuocersi e a cuocere anche le mandorle. Vedete, ho spento, va a cuocere anche le mandorle, sentiamo anche dei piccoli scoppi delle mandorle che vanno a tostarsi in questo zucchero bollente. Adesso giriamo continuamente, qualche pausa giusto la possiamo prendere per riposarci. Vedete come, ecco, io vado a togliere lo zucchero dal fuoco, dopo 5 minuti lo zucchero è diventato un po' più scuro, ovviamente, e anche a solidificarsi. Io mi sono aiutato con un tappetino di silicone per poi girare la nostra massa di zucchero di ferro, torrone di ferro, scusate, in modo tale da avere un torrone uniforme, come vi dicevo, con la parte tra zucchero e mandorle ben omogenea. Ecco, il tappetino vado a mettere sulla teglia di ferro per non rovinare i tavoli, se sono di plastica o altro materiale, e vado a mettere il composto sul telo di silicone. Ecco, mi vado ad aiutare con un tarocco di plastica, un cartoncino
lecchino come lo vogliamo chiamare. Fate attenzione a queste operazioni, che sono operazioni che lo zucchero ha una gradazione talmente bollente che io di solito mi provoco sempre una piccola ostione, ma me la provoco sempre. In questo caso ce l'ho sulle dita anche per il lavoro, non solo per questo video, con quantità molto più grandi. Però facciamo attenzione che queste degradazioni sono molto pericolose. Infatti io, vedete, lavoro sempre, c'è chi usa mettere questo composto su una teglia ingrassata e va a lavorare con il raschietto pieno d'olio, va a lavorare tutto pieno d'olio, invece io vado a lavorare direttamente con il telo di silicone. Vedete come lo giro man mano, però questa operazione va fatta quando il composto sta tendendo a raffreddarsi. Inizialmente questa operazione non la potete mai fare perché lo zucchero e le mandorle sono ancora bollenti ed è tutto liquido, quindi questa operazione si può fare soltanto, ecco, vi faccio vedere i confettini, in questo caso sono diavolini. Potete usare anche i cannellini e gli anicini, ma in questo caso io ho usato solo i diavolini perché risultano troppo dopo alla masticazione e onestamente a me non piace, però sta a chi piace molto anche i confettini, piacciono molto i confettini, anche i cannellini e anicini. Ecco, vedete il composto inizia a solidificarsi. Vedete, oramai ho le mani cotte, voi usate sempre il telo oppure attrezzi come spatole e raschietti. Io vado a ingrassare con olio un po' la teglia perché vado a versare il composto sulla teglia. Ecco, dobbiamo fare alla fine con sempre la teglia unta e anche il matterello. Dobbiamo fare, io in questo caso faccio un rettangolo per poi fare 4 strisce uguali. Vado a passare il tutto sulla teglia più piccola che si è raffreddata perché stava la pentola sopra. Ecco, a questo punto di raffreddamento inizio a mettere diavolini e altri confetti potete mettere, come vi dicevo, altrimenti dopo non si attaccano più alla superficie. Quindi in fase quasi di raffreddamento totale iniziamo a mettere i confetti e gli diamo una stesura con un matterello e andiamo a raddrizzare i lati. In questo caso io, per far venire un torrone diciamo preciso, vado a fare un rettangolo preciso, ma voi potete fare benissimamente un torrone con forme astratte a piacere. Io in questo caso vedete che ogni tanto si appiccica al fondo, vado a mettere sempre un po' d'olio, ecco, stacco. Ecco, ai lati vado a fare una linea un po' più precisa, in modo tale dopo da ricavare, come vi dicevo, 4 strisce più o meno simili. Vado a inserire il resto dei confettini e vado a stendere sopra di nuovo il matterello in modo tale da far aderire i confettini allo zucchero che è in superficie, quindi lo vado a saldare, tra virgolette, per non farlo più staccare. Se questa operazione la facciamo quando il torrone è troppo freddo, rischiamo che poi i confettini
già normalmente, come vedete, saltano fuori dal composto. A questo punto vado a tagliare. Faccio un taglio al centro, come vedete lo strato è piuttosto sottile tra zucchero e mandorle, grazie alla lavorazione fatta con il telo di silicone, perché facendo col telo di silicone andiamo a dividere per bene, a distribuire lo zucchero con le mandorle ed abbiamo un torrone di ferro abbastanza uniforme quando lo andiamo a tagliare. Poi io lo stendo con il mattarello in modo tale che viene lo strato più sottile, proprio la fetta diciamo più sottile, in modo tale che quando dobbiamo andare a dare il morso, ad addentare il torrone, ci risulta più facile da mordere e quindi sicuramente più friabile quando lo andiamo a mangiare. Questo è il motivo per cui io stendo il pezzo con il mattarello e do, diciamo, quella lavorazione su telo di silicone. Tante persone mettono direttamente il torrone in una placca, però così facendo possono rischiare di avere un torrone con una parte di mandorle da una parte e l'altra parte di zucchero che si trova a un'altra parte, diciamo, lontano dalle mandorle, quindi risulta uno strato di zucchero molto spesso e non uniforme come questo qua. Come vedete è uno spettacolo. Il torrone di ferro, che cos'è il torrone di ferro? Non è altro che tutto zucchero semolato, in questo caso saccarosio, portato alla temperatura di più o meno 175-180 gradi, cioè a mo' di roccia, e inseriamo le mandorle ancora calde, non tostate perché si tosteranno insieme al caramello quando andremo a girare tolte dal fuoco, però quando mettiamo la cannella nello zucchero e si sparge quell'odore natalizio della vaniglia, degli aromi che vogliamo mettere, possiamo mettere anche il pisto di roccocò, possiamo mettere la cannella, non la mettiamo e mettiamo la vaniglia, comunque quella tostatura delle mandorle insieme allo zucchero caramello, poesia, poesia. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale e seguitemi sempre su Instagram. Mi raccomando, guardate sempre le schede bianche che compaiono durante il video che state vedendo, che le schede bianche vi indirizzano a qualche altro video, a qualche altra mia playlist creata sempre di ricette e dolci napoletani.
lateralmente. Adesso vedrete altri video correlati sempre del mio canale. Un bacio a tutti, alla prossima ricetta.